La patente a punti, come si diceva anche prima della trasmissione, è un'azione, se vogliamo può essere anche positiva, ma che porterà dei risultati fra svariati anni. Perché, secondo lei? Perché a seguito di infortuni gravi si perdono dei punti sostanzialmente. Ogni azienda, e parliamo solo del settore costruzioni, perché è prevista solo per questo settore per il momento. Ah, quindi era solo per quest'ambito? È solo per le costruzioni, ma bisogna prima provare la colpa del responsabile aziendale o comunque dell'azienda. E quindi ci deve essere un processo? Dipende dai tempi dei processi, e sappiamo che la giustizia in Italia in questo caso, nei casi di infortuni mortali, arriva con un numero d'anni che parte da 7, 8, 9, 10 anni, li supera anche. Quindi non era sufficiente, perché lo interrompo proprio per far chiarezza su questo, perché tanti ne hanno parlato magari senza cognizione di causa, dicendo capita un incidente e la tua azienda è penalizzata automaticamente solo perché c'è stato un incidente. No. Non era così allora? Non è così. Attualmente viene penalizzata in minima parte, ma per un aspetto economico, per quanto deve pagare di INAIL, certo, ma poche cose.